Scatman's World. Bella raga, sotto il commentario veneziano, il campione del mondo in carica Kuma Fioi alla quarta stagione, si riparte subito da Melbourne, sviluppiamo il motore, assolutamente, e ci prendiamo anche, abbiamo 1500, e ci spariamo anche questo, così portiamo a 4 tutti e due, ok. Abbiamo ancora 428 da sviluppare, molto bene, quindi per la prossima gara ho paura ormai di avere che, insomma, ci saranno miglioramenti, però buono. Si va a Melbourne ragazzi, ci becchiamo dopo le qualifiche, se ci sono anche le statistiche delle 3 carriere comendiane, si va con la quarta, secondo anno in Ferrari, obiettivo 3 mondiali, vai! Ok ragazzi, questa è la strategia, partiamo quinti in griglia, diciamo che sulla giro secco abbiamo ancora difficoltà, siamo ancora con la macchina dello scorso anno, ma dalla prossima gara ci saranno grossi miglioramenti. Quest'anno occhio alla McLaren ragazzi, perché secondo me è l'avversario da battere, Fioi, siamo i campioni in carica. Andiamo! Vai raga! Inizia il mondiale, il quarto mondiale da campioni del mondo in carica, andiamo! Le McLaren sono l'avversario ragazzi, prime e seconde. Attenzione subito, qualche sportellata, inizia il mondiale Fioi, è iniziato. È iniziato il mondiale con il Seb, quarto. Guarda come se le danno la McLaren, come se le danno, guarda che roba. Lo sapevamo che erano le avversarie. Benissimo, però stanno battagliando tra di loro, questo è positivo. E siamo già secondi ragazzi, Melbourne una gara favorevole. Siamo stati molto sfortunati negli altri anni, ma è una gara favorevolissima. Ah, qua vado lungo per superare, mamma mia, brutto. Perdo 2 posizioni. E inizia già la battaglia ragazzi. Inizia già la battaglia, voglio iniziare con una vittoria. Mamma mia ragazzi, mi tocca largarmi per non beccare Alonso. Subito sportellate in questo mondiale. È tornata la grande sfida Ferrari-McLaren. Come fine anni 90 e inizio 2000 con Hakkinen e Schumacher. Mamma mia che bello. L'avevamo visto che le Mercedes erano alla fine del ciclo. Le Mercedes sono alla fine del ciclo e godo. Però sempre in campana, perché hanno grandi piloti. Siamo terzi. Un primo giro subito da infarto. Mamma mia. E torniamo davanti. Attenzione, Vettel ci prova, le Ferrari molto aggressive. C'è anche un titolo costruttori da vincere quest'anno. E Vettel supera molto egregiamente Alfonso. Bene, vai Fioi. Button se ne sta andando però, attenzione. Dai Comendino, dai. Madonna, grazie Vettel sta rallentando chiunque, grande Seb. Che non vinciamo da Monza dello scorso anno, siamo campioni del mondo in carica ma non vinciamo da una vita ragazzi, Non vinciamo da una vita. Un Come costante ma con poche vittorie, con 10 vittorie ho vinto il mondiale, 10 vittorie in 3 anni. Ho approfittato dei ritiri di Hamilton, Fioi. Il Kuma ne approfitta come un porco. Altro girato, Vettel non si vede più signori, grazie Vettel. Mamma mia, la Ferrari, se penso a com'era la Ferrari quando l'ho presa l'altro anno, mamma mia. Voglio fare una stagione alla Schumacher, cioè tipo con 18 vittorie su 21, una roba così, cioè... La vedo dura, però almeno una la voglio fare, cazzo. Quanto lo sapete, raga, dipende
Al momento basta uno speronamento, una rottura, qualcosa, cioè è talmente imprevedibile sto gioco che un anno puoi vincere, un anno dopo puoi arrivare quinto nel mondiale. Nulla è scontato, raga, nulla è scontato, lo sapete. Qua andiamo lunghi, per esempio, va bene. Va bene. Questa potevo prenderla decisamente meglio, adesso devo anche abbassare la miscela. Qualcuno ha richiesto di guardare il gioco, ma vecchio siamo in registrazione, non posso. Altro giro andato. Gara tranquillissima finora. Ok ragazzi, siamo primi al prossimo giro, andiamo ai box. Siamo un giro in più, vediamo se riusciamo a fare il miracolo. Comunque Hamilton è rientrato prepotentemente al terzo posto, Quindi Gigi chiaramente non è morto. Tutt'altro, però abbiamo più avversari adesso, le gomme sono andate. Soprattutto l'anteriore sinistra. Madonna, vale in un giro quanto si è usurata, non ci credo, ai ai ai. Adesso rischiamo. Puttana troia. Che usura. Era tanto che non vedevo un'usura così. Anche siamo arrivati, ti prego non distruggerti. Veramente le abbiamo usurate queste gomme, soprattutto l'anteriore sinistra. Ok, adesso vediamo se manteniamo almeno il secondo posto, speriamo. Ok. Kume ai box, perdi un po' di posizioni. Anche Rosbiff. Dai. Stanno arrivando purtroppo Sainz. In realtà forse erano nel traffico gli altri. Beh, Hamilton è dietro, Gigi è dietro. Yes! Gigi rimane dietro e godo. Gigi rimane dietro e gode, gli altri devono ancora entrare chiaramente. E Button è più vicino. Grandissima strategia, ho guadagnato addirittura secondi. Bene. Che il Kume c'è, bello gasato il Kume. Perché hanno beccato traffico gli altri, ho fatto benissimo a rientrare dopo. Se dobbiamo spingere con le gomme più fresche di un giro o due. Eccoci qua, adesso abbiamo Jenson Button che ha optato per le medie, forse per dopo andare con le super soft. Bella strategia questa. Strategie diversificate. Strategie diverse. Hamilton invece è come con me, anche lui le soft. Adesso devo sfruttare la mescola, però devo superarlo assolutamente Button e poi guadagnare. Questo è quello che devo fare, se non ce la faccio sono cazzi. Dai Kume, dai. Sei a un secondo di distacco dalla vettura davanti, prova a vedere se con il DRS riesci a superarla. Sì, ce lo devo fare assolutamente. Dai Kume, dai, perché sennò dopo se non guadagniamo quella mescola migliore è finita per il primo posto. Guarda che casino davanti. Molto casino davanti. Devo mettere il nasino davanti a Button. E dopo chiaramente sperare di non avere la safety car, chiaramente. Mi devo accumulare il vantaggio, ma la vedo un po' dura.
Cazzo, io ho le super, ho le soft, lui le medie, cacchio. Mamma mia, come pompa sta McLaren. Questa l'ho presa bene, devo superarlo qua. Very compliment, grandissimo sorpasso, molto egregio. Egregio signor Kume. Lei ha fatto un discreto sorpasso. No, bravi, mamma mia, double sorpass in inglese puro. E ce ne dobbiamo andare adesso, questo è l'obiettivo, Fioi, scappare via. Yellow flag. Ritiro per Button, ragazzi, ritiro per Button, potete vedere nella minimappa sotto. Ritiro di Button, noi siamo primi a 7 secondi di vantaggio. Stiamo andando alla grandissima, è chiaro che non voglio, lo sapete cosa, in questo momento proprio non la voglio, quindi tirate fuori subito la macchina di Button per cortesia. Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi, bandiere gialle. Eccolo qua, Button che ha parcheggiato. Incredibile. Il problema della McLaren è l'affidabilità. Alonso, Rosberg secondi e terzi. Le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse. Poi In realtà ancora no. 6 secondi. Che bel inizio di mondiale. Stiamo buoni, non è ancora finito niente, ma buon inizio. Mi sono messe le gomme. Presto devo andare ai box per l'ultima sosta. Sempre le soft. Intranquillata proprio. Ma Button, insomma, ha finito la sua gara Jenson Button. Sento un po' la differenza dalla sosta, non questo giro ma il prossimo. stiamo pensando di cambiare strategia. Poi Resta tranquillo perché negli ultimi giri se c'è la safety car o roba, cioè non si sa mai. Se ho un giro in più sono più tranquillo, la rischio un po' però non troppo, dai, cioè. Però siamo al 71. Cioè che se no non tengo alla fine. Tocca andare al prossimo giro per forza. Posso pensare alla safety. Prossimo giro ai box. Speriamo bene, Fioi, speriamo bene. Perso 2 secondi da Rosberg, da Alonso. Rosberg supera Alonso anche adesso. Questo stint centrale devo sempre sacrificarlo un po' per poi fare a bomba l'ultimo. Quello che mi interessa. Qua Rosberg 8 secondi qua. Come cazzo ha fatto Rosberg a perdere così tanti secondi? O ha problemi o non lo so. Incredibile Nicolino. O ha fatto un errore o non lo so. E adesso fai sosta per il Cube. Sostone obeso per il Cube. Eccoci qua. E andiamo con la seconda sosta. E ultima teoricamente, salvo altre cose. Ok. Rosberg prosegue. E gli altri vanno nei box, quindi esco secondo, sarebbe perfetto. Mamma mia, secondo me Button ha creato problemi con l'incidente perché col ritiro. Mamma mia, tra il primo secondo, cioè tra il secondo e il terzo c'è veramente tanta distanza.
Ok, andiamo miscela grassa. E adesso spingiamo in questi restanti 9 giri. Ed è qua che dobbiamo vincere la gara. Ovviamente Rosberg secondo me non ha il tempo per accumulare un vantaggio per starmi davanti a quella sosta. Quindi 13 secondi siamo abbondantemente avanti. Molto molto bene. Sembra una partenza da sogno, ma speriamo bene, ripeto. Ecco Ala, un po' lungo, ma non troppo per fortuna. Rosby fai box, Rosby fai box. E siamo primi. Molto molto bene. Possiamo che tenere la miscela normale e in caso... Cazzo, però Rosberg ha le super soft. Rosberg rischia le super soft. Io non potevo rischiarle chiaramente perché usuro tanto le gomme. Però siamo in un buon vantaggio, cazzo, eh. Mancava una gara così al Come da Tampa, proprio da Monza, dall'ultima vittoria. Da 7 gare che non vinco. Ok. Sì, ma Alonso deve ancora andare ai box però, teoricamente. Ok, perfetto. Ragazzi, mancano 2 giri e stanno rientrando Alonso e Rosberg. Porca puttana, ero tranquillamente primo. Era troppo bello per essere vero e mo' so cazzi. Sono tornati tutti e due, mi aspettavo Rosberg, non Alonso. Con le super soft Rosberg ancora dietro Alonso, incredibile. Che McLaren, Dio Cristo, adesso sarà durissima, ve lo dico già. Sarà molto molto dura. Mamma mia che mondo, si prospetta... Mamma mia. Si prospetta un mondiale incredibile, ragazzi, ve lo dico. Sarebbe bello fare gli highlights delle gare, dei ritiri delle prime 3 stagioni, però lavoro un po' lungo, vediamo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ok. Sarà duro l'ultimo giro, mamma mia. Mi sto cagando addosso. Attento Come. La tensione è alta adesso, ho la gomma finita. Penso se andavo in box un giro prima. Ero già a più di 70, meno male, almeno quello. Sei all'ultimo giro. Ai ai ai. Attenzione, ci prova Alonso. Mamma mia fioi. Azzaro, ecco perché non vedevo Alonso. Dio Cristo. Ai 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 ai. Cosa tenta il Cube? Che sorpasso all'esterno! Babba che no, beh, questo è un gran sorpasso. Attenzione ancora Alonso, incredibile. Alonso è primo. Lo so. Ai 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 ai. Cosa si è inventato anche Alonso, però complimenti a lui. Alcune informazioni su Arianto. La sua vettura ha un problema ed è costretta. Mamma mia il Cube!
Che sorpasso! Che sorpasso, mamma mia! Mamma, cosa ho fatto qua? Mamma, cosa ho fatto? Mamma, che sorpasso! Me la merito sta vittoria, deve arrivare per forza, me la merito. Very compliment, Kuma, very compliment. Ultime 2 curve. Anzi, ultime 3. Ultime 2. Questa non l'ho presa benissimo, purtroppo. Dai, 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 dai. Yes, winner! Ho vinto di non so, di pochissimo. Yes! Sì! Si comincia la grandissima. Mamma mia, il campione del mondo in carica comincia con una vittoria per un millesimo, non so per quanto. Grande Kume, si parte la grande 11ª vittoria in carriera. Vai, champagne! Hamilton quarto. Vettel. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Mamma mia. Credo sia stata una delle sue migliori. E cominciamo alla grande del mondiale. E mi ha lasciato Raga, un saluto del comandone veneziano. Il Kume c'è. Ciao!